Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi scopriamo insieme cosa contiene questa box che mi ha inviato LR Wonder Company. LR sta per Lorenzo Riva, che è un brand che io non conosco molto, ma che ho visto spesso su Instagram. Mi incuriosisce non poco, infatti quando mi hanno chiesto di collaborare, intanto avevo scelto due prodotti, cioè ho scelto un prodotto per due perché volevo che questo prodotto lo testasse insieme a me anche mio marito, e loro gentilmente invece mi hanno mandato questi due che avevo scelto io più altri tre prodottini che adesso andiamo a vedere insieme nello specifico. Allora, quello che avevo scelto io è questo, è il kit sbiancante per i denti e consiste in una siringa di prodotto, un gel appunto sbiancante, un bite che all'interno ha dei LED che appunto attivano questo sbiancante, questo prodotto, e si collega allo smartphone oppure al computer. Infatti mi sembra che all'interno ci sia, io ancora questo lo devo spacchettare, infatti questo è il prodotto sbiancante. In questa siringa a penna, questa si ruota, scende il prodotto e si mette appunto, questo serve per avere un'applicazione più precisa e definita nel bite qui dentro, che a sua volta il bite va collegato infatti a tre spinotti, tre tipi di certo, perché questo va qui e poi questo puoi scegliere se collegarlo a una sorgente USB oppure al telefonino, sia Apple che altro tipo di telefonino come questo, vedi? E questo devo dire che mi incuriosiva parecchio e lo volevo provare tantissimo. Infatti questo sarà quello che prima di tutti, credo, forse proverò, testerò. Oggi ho la voce un po' rauca, potrei cantare una canzone di Gianna Nannini, ma vi risparmio. Si chiama Hollywood Eye Smile Click Bite Smile e questo vi farò sapere presto, come funziona e soprattutto se mi piace, se mi trovo bene, perché infatti risultati evidenti in 10 minuti. Il kit contiene 10 trattamenti. Questo mi intriga parecchio, devo dire. Quindi poi oltre a questi mi sono stati inviati altri 3 prodotti. Ora voglio aprire una piccola parentesi perché purtroppo capita spesso che nonostante le aziende ti chiedono delle collaborazioni in cambio di omaggi, ci sono persone, influencer, youtuber, eccetera, eccetera, che pur di avere l'omaggio fanno delle recensioni poco veritiere, secondo me. Quindi, siccome io sto parlando con voi, ma sto parlando con te, che puoi essere una mia amica, mia sorella, io non mi sento di consigliarti o comunque di metterci la mia faccia in un prodotto che per me non è valido. Io se ti parlo di un prodotto è perché probabilmente io lo acquisterei e è perché probabilmente io l'ho testato e lo ricomprerò. Punto. Chiusa la parentesi, questo per dirti che io questi prodotti che sconosco li ho guardati nella mia app Greenity, credo che si pronunci Greenity, comunque si scrive Greenity, te lo scrivo qui in sovraimpressione se la vuoi scaricare, e quest'app io la uso per andare a dare un attimino un'occhiatina agli inci dei prodotti, soprattutto dei prodotti che mi inviano in cambio di recensioni o comunque di prodotti che io non conosco e che vorrei comprare. Vado prima, questo non perché io sia una persona che compra solamente
purtroppo prodotti bio. No, mi piacerebbe, però io non sono così, io sono una di quelle persone che si lascia magari anche influenzare dal packaging, dalla pubblicità o da influencer youtuber che io seguo e che secondo me, che io reputo oneste e veritiere. Se una persona che io seguo mi consiglia, mi dice che si è trovata benissimo con questo spray, io vado a comprarlo incuriosita, a prescindere dall'inci. So che non è corretto, però giusto per mettere un pochino le mani avanti, che io non sono una di quelle persone che compra e usa tutto bio, no, però un attimino una controllatina gliela dobbiamo dare a questi prodotti. Quindi io cosa ho fatto? Li ho guardati nella mia fantastica app e con grandissimo stupore devo dire che non sono 100% bio, ma non sono neanche malaccio, quindi siccome appunto io se devo metterci la faccia e consigliarti questo prodotto, poi ve lo spray, oggi ce l'ho con te, Hollywood Spray, prima lo devo provare. Quindi una volta che ho controllato gli ingredienti e lo provo, probabilmente mi vedrai di seguito con altri video dove ti parlo di questi prodotti, se mi sono trovata bene, se mi sono piaciuti oppure no. Questo per dirti un pochino come funziona il mio canale, la linea che voglio che segua il mio canale, a prescindere da tutto, oggi c'ho proprio la lingua che si inceppa, indipendentemente dagli omaggi, dalle recensioni, dalle collaborazioni, eccetera. Credo di aver detto tutto, però mi raccomando, se tu conosci già questa azienda, conosci questi prodotti, li hai usati o ne hai sentito parlare e ne vorresti sapere di più, mi raccomando scrivimelo tra i commenti. E se vuoi vedere i video successivi dove ti dico sì, no, ni, forse, mi piace, non mi piace, ricordati di iscriverti al mio canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima, ciao!